Buongiorno. Vai tu. No, vai, vai. Allora, buongiorno a tutti. Indovinate dove andiamo oggi? Monteforno. Via si parte. Feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. Allora, partiti da Udine con la pioggia, a un quarto d'ora giravo già la macchina e ho detto a mia moglie torniamo a casa, andiamo a dormire. Lei mi ha detto tira avanti ed effettivamente aveva ragione. La fortuna più grande che ho avuto nella vita è stata quella di conoscere mia moglie. È lei che studia, pianifica e organizza tutte le uscite, ma di alcune, le più belle, me ne lascia l'oscuro. Io credo solo per il piacere di vedere l'espressione di sorpresa sul mio volto una volta raggiunta la vetta. E questa è una di quelle storie. Lungo il percorso, presso il confine italo-austriaco-sloveno, incontriamo il Ricovero Senza Confini, un rifugio da fiaba, ben curato, dove al suo interno troviamo 2 posti letto, una cucina economica e un arredo curato in tutti i suoi particolari. Poco prima della vetta incontriamo diversi formicai giganti, strutture meravigliose costruite da migliaia di instancabili operai. I loro nidi sono fatti attraverso un complesso di camere comunicanti tramite gallerie. L'accesso a queste strutture è dato da cosiddette porte e le porte sono aperture in genere sorvegliate da sentinelle. Con rispetto e ammirazione li osserviamo da lontano per non disturbare il lavoro di questi instancabili imenotteri. Da decenni il Monteforno è simbolo dell'unione e fratellanza tra 3 popoli. E mai come ora la sua importanza dovrebbe toccare l'animo di tutti noi. Sulla sua cima è possibile spaziare con lo sguardo a nord sulla vallata del Gail in Austria e verso sud sulle Alpi Giudie, italiane e slovene. Dopo aver scattato qualche foto ed essersi riposati su comodi lettoni in legno, abbiamo deciso di raccogliere le nostre cose e imboccare il sentiero di ritorno direzione Aratrice. Terminata l'escursione, assolutamente imperdibile, una sosta a Ratece, piccolo paesino sloveno famoso per il pollo fritto, la lubianska e le palacinche. Qui abbiamo recuperato le forze concludendo una giornata a dir poco eccezionale. Allora Cristina ha usato in Slovenia ordinare una birra piccola e gli è arrivata la birra piccola.
Bene, siamo alla fine di questo bellissimo percorso. Il Monte Forno è veramente una meta da fare perché il panorama lì è eccezionale. Adesso vi mandiamo in parte alla cartina tabacco, in parte dobbiamo un attimino studiarci come farvi vedere il giro che abbiamo fatto. Vi chiediamo se gentilmente potete condividere questo video in modo tale che altri escursionisti lo vedano e possa essere d'aiuto anche a loro. E niente, vi mandiamo alla carta tabacco, via! Eccoci alla carta tabacco. Una volta arrivati a Tarvisio, prendete direzione Fusine in Val Romana, che sarebbe la strada che vi porta al confine italo-sloveno. Poco prima del confine, sulla sinistra, trovate la casa Alpini Parrocchia di Lignano Sabbiadoro. Parcheggiate la macchina lungo la strada o, percorrendo un breve tratto lungo il sentiero, nei 3 parcheggi liberi a circa 100 metri. Qui inizia il sentiero CAI 522. Arrivati a questo punto, prestate un po' di attenzione, svoltate a destra, iniziate a salire, troverete dei paletti di segnalazione. Dopo il cancello si svolta a sinistra e via avanti fino alla strada forestale. Una volta arrivati alla strada forestale, svoltate a destra. Proseguiamo fino al punto dove il 522 diventa 603 e da lì dritti fino alla vetta. Una volta arrivati alla vetta, per fare l'anello, scendete lungo il sentiero dei monumenti fino alla baita. Troverete lì indicazioni ben precise, voi seguite quelle per Ratece. Scendendo subito vi si propone 2 alternative, la prima un sentiero ripido che vi farà guadagnare tempo, la seconda, ed è quella che vi consigliamo, un tracciato molto più comodo e piacevole attraverso un bosco molto bello. Arrivati al gruppo di cartelli, tenendoli alle vostre spalle, andate verso destra, ignorando però il sentiero che immediatamente tira verso su. A questo punto, arrivati al secondo gruppo di cartelli, e lì siete in prossimità di Ratece, svoltate nuovamente a destra. Questo percorso vi ricongiungerà al 522 e quindi al punto dove avete lasciato la macchina. Il tutto sembra un po' incasinato, ma non lo è, il percorso è ben segnalato, ma per sicurezza, se volete, vi scaricate l'applicazione Tabacco e la piantina della zona. Usufruendo del GPS vi assicuro che neanche uno sfigato come me si può smarrire. Con questo il video termina, speriamo di esservi stati d'aiuto, grazie per essere arrivati fino a qui, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima, zaino in spalla e buone camminate a tutti.